Versa in gravissime condizioni all'ospedale di Padova uno dei 7 feriti nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la nuova regionale del Santo, tra i territori comunali di Loreggia e Campo San Piero. Per cause al vaglio della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, intervenuti sul posto per i rilievi, una Ford Fiesta condotta da un cittadino cinese con a bordo 2 passeggeri proveniente da Castelfranco e diretta a Padova ha sbandato, andando a invadere l'opposta corsia di marcia. In quel momento stava sopraggiungendo una Nissan Qashqai guidata da un marocchino con a bordo altre 3 persone, tra cui un bambino. Inevitabile lo scontro. La Nissan si è capovolta sulla sede stradale, mentre la Ford è ruotata più volte su se stessa. Sul posto i sanitari del SUEM 118 con più mezzi, l'elisoccorso che ha trasportato a Padova il più grave dei feriti, mentre gli altri, bimbo compreso, sono stati trasportati al nosocomio di Campo San Piero. Sulla regionale 308 del Santo, oltre alle deviazioni, sono state predisposte pattuglie di controllo per far defluire i mezzi rimasti incolonnati a seguito dell'incidente.